Buonasera a tutti, benvenuti a Giogu de Contusu, che è un concerto sostanzialmente per chitarra classica e chitarra campiranese. Si chiama Giogu de Contusu perché per un doppio gioco di parole. Da una parte letteralmente vuol dire gioco di racconti e i pezzi che vi suonerò stasera, i pezzi scritti oppure le improvvisazioni come quella che ho appena fatto, hanno spesso un forte carattere narrativo, quindi funzionano un po' come dei piccoli racconti. Ma Jogu è anche l'espressione che usano i suonatori di Launeddas quando dicono un Jogu del Launeddas per indicare l'intreccio delle tre canne che formano lo strumento. Questo perché tutta la musica che sentirete stasera in una qualche maniera, sotto il profilo metrico, formale oppure semplicemente timbrico, altro non è che una rielaborazione, una mia proposizione personale sulla chitarra dei principi estetici e formali della musica popolare sarda e in particolare appunto del repertorio da ballo delle Launeddas. Alternerò due strumenti che sono appunto la chitarra classica e la campidanese come questa appunto, che è un modello piccolo con le corde in metallo che è ormai quasi in disuso, in cui si usa una cordatura che serve proprio a imitare il suono del Launeddas. I prossimi tre brani che vorrei suonare come un unicum si chiamano il primo Danza dei Janas. Mi sono un po' immaginato appunto le fatte che secondo la tradizione erano spesso dedite al divertimento, alla danza, che insomma escono un po' dal loro nascondiglio e si mettono a danzare con gli uomini, come alcune storie riportano, e non sempre gli incontri sono tra i più felici. Il secondo invece si chiama Compagni di viaggio ed è un pezzo che ho scritto inconsciamente dopo tanti anni che portavo avanti questa ricerca, è venuto fuori da solo con una struttura del tema, un'architettura del tema che è la stessa delle nodas, cioè delle frasi musicali del ballo per le Launeddas. Il terzo invece dà il titolo a questo concerto, si chiama Giogu de Contusu ed è sostanzialmente un brano che inizialmente avevo composto per duo di contrabbassi. Un duo di contrabbassi che con la tecnica del pizzicato, quindi non con l'arco, imitavano un po' il suono di una chitarra campidanese, appunto come questa, anzi di due chitarre campidanesi che suonavano un ballo con una tecnica tipo simile a questa. Siccome questo pezzo mi piaceva parecchio, alla fine ne ho fatto un arrangiamento per chitarra sola, per cui sostanzialmente quello che farò è suonare su una chitarra un pezzo scritto originariamente per duo di contrabbassi che imitano due chitarre.
Una delle caratteristiche della musica popolare sarda, soprattutto della musica da danza, è la ripetitività di alcuni frammenti all'interno di intervalli melodici molto, molto stretti, molto piccoli. Proverò a fare questa improvvisazione, che poi in realtà sono come dei canovacci che concerto dopo concerto tornano e si assomigliano, improntandola appunto su questo elemento di ripetitività.
In Sardegna, come in molte altre aree del mondo e in molte altre culture, quando muore un bambino ci si riferisce agli angeli, cioè si usa l'espressione allegria de angelo, allegria dell'angelo, per indicare che il bambino morto crea un lutto tremendo in terra, però almeno va a fare l'allegria degli angeli. Eh, Quando le prefiche, le attitadoras cantavano un lamento funebre per la morte di un bimbo, oltre all'incedere singhiozzante della melodia, a volte addolcivano il canto, quasi appunto a renderlo quasi felice, proprio a indicare questo riscatto rispetto alla morte, di cui però ovviamente godevano gli angeli e non gli uomini. Voce d'angelo è appunto voce d'angelo ed è appunto nella mia idea un lamento funebre che si basa su questi due elementi, quello del singhiozzo e quello della, della felicità, dell'allegria degli angeli.
Il brano che adesso suonerò si intitola Amal Fatah. Amal Fatah in arabo significa luogo della speranza ed è per questo che nell'area sud-occidentale della Sardegna esiste una località molto famosa turisticamente che si chiama Capo Amalfatano, proprio perché questo capo chiude un'area, un tratto di mare, creando una laguna, appunto la laguna di Malfatano, che è protetta da tutti, praticamente da tutti i venti, per cui quando il mare è in tempesta, nella laguna di Malfatone invece regna la pace. È per questo che gli antichi cartaginesi, appunto, battezzarono quell'area, quella laguna, come Amalfatah, luogo della speranza. Perché sapevano che dopo aver attraversato il mare in tempesta, se riuscivano ad arrivare alla laguna, erano salvi. Oggi non ci sono più le grandi navi cartaginesi, dei mercanti cartaginesi a solcare il mare, ma ci sono i barconi dei profughi che nel momento in cui sbarcano e riescono ad arrivare a terra, a Malfatano, hanno solo iniziato la loro lunga avventura alla rincorsa e alla ricerca di una speranza ben più grande, insomma. Il brano in particolare che Amalfatah che vi suonerò l'ho creato su dei frammenti di una canzone berbera. Il titolo adesso non sono in grado di pronunciarlo correttamente, ma letteralmente significa esiste un motivo per farsi la guerra, tante quante sono le lucertole nel deserto. Quindi è una canzone contro gli scontri, contro la chiusura e contro la mancanza di curiosità anche per gli altri, per il diverso. E nel scrivere questo brano mi sono immaginato appunto la fuga da una situazione di miseria che ti obbliga in qualche maniera ai compromessi, a passare il mare, ad andare in una terra lontana, e mi sono quindi un po' immaginato questi uomini un po' che arrivano in Sardegna e quindi i frammenti musicali della canzone berbera trattati un po' con la metrica e il funzionamento della musica per la Uneddas. Amalfatah.
Il primo brano che ho scritto nella necessità, nell'urgenza di elaborare le forme della musica tradizionale sarda che avevo imparato che avevo conosciuto in parte nelle mie ricerche di etnomusicologia con la mia formazione di chitarrista classico è stato Saccabadora, un pezzo che ho scritto nel 2007 e che poi nel 2008 è stato pubblicato dalla Berben. Questo pezzo sostanzialmente è appunto una rielaborazione della forma delle danze e anche una ricerca timbrica sulle launeddas e su come ricreare alcune polifonie, alcuni contrappunti proprio sulla chitarra. Ma è anche in qualche maniera un omaggio ai chitarristi campidanesi, infatti è il primo in cui uso questa accordatura particolare in Fa e in Do che ho elaborato partendo appunto da quella che i chitarristi della tradizione usano per suonare i balli a imitazione delle launeddas. Dal punto di vista narrativo si articola in 4 episodi che si articolano senza soluzioni di continuità e che sono un presagio di morte, in cui l'uomo sente che la morte sta arrivando e immagina che la famiglia chiamerà la temibile Accabadora, appunto. Poi c'è il secondo movimento che è appunto la danza sfrenata dell'uomo contro il martello dell'Accabadora. E infine, dopo questa danza l'uomo perde, il martello lo raggiunge e negli ultimi istanti di vita sente il suono delle launeddas, quindi sonus e memoria, sente i suoni di quando era bimbo. Mentre muore, mentre spira, fuori dalla finestra della sua stanza, i vivi danzano, perpetuando quindi il ciclo della danza della morte. E quest'ultimo episodio si chiama appunto Danza dei Animas Bias. E con questo con questo brano termino il concerto di stasera. Buon ascolto.
Bene, io ringrazio tutti voi per aver seguito questo concerto. Ringrazio Alice, ringrazio Paola per l'invito e tutti gli amici del Circolo Grazia Deledda di Parma. E vorrei lasciarvi, dopo tanto aver parlato di tradizione sarda e di musica sarda, vorrei lasciarvi stavolta con una testimonianza di vera musica popolare. Non parliamo più di musica popolare, non scriviamo sopra la musica popolare, ma facciamo un bel ballo campidanese tradizionale con la chitarra. Così come l'ho imparato dal maestro Raffaele Aledda di Sennai, provincia di Cagliari. Grazie di nuovo a tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.